Ciao a tutti, sono tornato anche oggi a rompervi le scatole un po', già che non avete niente da fare. Allora, oggi facciamo un piatto velocissimo, facciamo l'orzotto allo zafferano mantecato al gorgonzola, un piatto molto veloce. Allora, gli ingredienti: orzo perlato, che io ho già fatto bollire per un paio di minuti, perché sennò sta troppo tempo a farsi e in più lavandolo così e facendolo bollire perde un po' di amido e il risultato è migliore. Gorgonzola, all'incirca 100 grammi per due persone, burro, sale, pepe, zafferano, una bustina, e un po' di semi di papavero per fare la guarnizione del piatto. Per due persone si possono usare circa 150 grammi di orzo perlato secco. Ok, allora cominciamo subito. Padella, accendiamo il fornello, un po' di burro, lasciamo sciogliere un attimo il burro, intanto apriamo lo zafferano. Il zafferano si può mettere anche due bustine se vi piace sentire il sapore un po' più forte, ma è inutile. Ah, dimenticavo, ci vuole anche un po' di vino bianco. Io oggi con lo risotto ho scelto un Pinot Grigio, sempre delle nostre zone. Allora, facciamo sciogliere il burro. Ok. Ok, una volta sciolto il burro possiamo mettere subito lo zafferano. Mettiamo il gas al minimo, non va bene che si bruci. Ok, adesso possiamo aggiungere l'orzo perlato che ho già fatto bollire, circa 150 grammi per due persone. E lasciamo un attimo con il fuoco basso. Lo lasciamo lì. A questo punto aggiungiamo un po' di vino bianco, equivalente di mezzo bicchiere di vino. Ok, non ci metterà molto a farsi perché l'orzo è già bollito, quindi non ci vuole molto, un paio di minuti. Allora andiamo ad aggiungere il sale. Non esagerate con il sale perché poi anche il gorgonzola tende un po' a salare il piatto, quindi poi magari si aggiusta alla fine quando è il momento di metterlo nel piatto. Un po' di pepe, non tanto. Facciamo cucinare ancora per un attimo. Adesso in questo momento facciamo anche alzare un po' la fiamma. Adesso abbiamo un attimo di tempo che è sempre il momento ideale per bere un po' di vino. Salute a tutti. Ok.
Quando il vino si sarà praticamente quasi asciugato, ok, si può andare ad aggiungere il gorgonzola per mantecarlo. Io ho messo circa 100 grammi, potete fare anche, se volete farlo un po' più leggero, potete mettere un po' meno gorgonzola, ma il risultato buono viene così. Allora, abbassiamo il gas, così, così, e così. Adesso andremo a mescolarlo finché il gorgonzola sarà completamente sciolto, ha già cominciato a sciogliersi. A questo punto, se il risotto sembra un po' asciutto, come sembra questo, si può aggiungere un po' di acqua calda, oppure chi ha voglia di prepararselo può fare un po' di brodo, aggiungere un po' di brodo, ma va talmente poco che è anche peccato farlo. Allora mettiamo un po' di acqua calda. Ok, così. Ok, sta già mantecando bene. Adesso lo lasciamo asciugare un attimo. Penso che tra un minuto sarà praticamente pronto. Ok, ci siamo quasi. Allora, prepariamo i piatti. Il piatto ideale per lo risotto, secondo me, è il cappello di prete, che è quel piatto che ha la conca al centro. Però mia moglie mi aveva detto di portarli a casa, ma io mi sono dimenticato, quindi usiamo questi. Ok, guardi, stiamo quasi. Lo assaggiamo un attimo. Perfetto. Ok, adesso è la densità giusta. Quindi possiamo andare ad impiattarlo. Oppure potete usare per impiattarlo anche un coppa pasta, quello che avete, anche una ciotola se volete. Ok, adesso ci mettiamo un po' di semi di papavero. Ok. Poi possiamo metterci un pizzico di paprika solamente come guarnizione, non ha nessuno scopo, e anche se era un po' troppa, al solito. Ok, risotto allo zafferano, mantecato al gorgonzola. Buon appetito, ciao a tutti, ci vediamo domani forse, speriamo. Ciao!